5 è la partita più bella di ogni sport. Cosa ti aspetti, come ci arrivate, quali sono le sensazioni? Beh, è vero, una delle più grandi, diciamo, soddisfazioni che un atleta può avere. Arrivi alla fine, sai che dal 23 di agosto sai che l'ultima giornata è il 13 maggio, perché lo sai nel tabellone quando lo scrivi dentro il nostro spogliatoio, e arrivare a sapere di giocarsi all'ultima giornata è veramente una sensazione di grande orgoglio, di felicità e anche di consapevolezza che sia stato fatto un grandissimo lavoro. Io credo che queste partite, le gare 5, le gare 7, siano gare dove davvero gli allenatori, voglio dire, contano il giusto, ma saranno i protagonisti in campo che davvero hanno questa autoesigenza e autorichiesta di produrre qualcosa in più, ma non solo chiaramente di segnare un tiro o di segnare un tiro libero, che è una cosa ovvia, ma di mettere il corpo per un tagliafuori, di essere pronti su degli aggiustamenti difensivi, cioè di arrivare dove la mente è lucida e consapevole che non puoi fare lo stesso errore 2 volte, cosa che invece puoi fare in una partita di campionato regolare. La testa sicuramente svolgerà appunto, un ruolo fondamentale. Cosa pensi che dirai alle ragazze prima di scendere in campo? Ma non ci ho ancora pensato, io in genere vado molto a distinto, difficilmente preparo un discorso pre-game. Potrebbero essere anche quei momenti in cui serve parlare poco, perché poi quello che parla come sempre sono queste 4 linee dietro di noi. Come state? Cosa avete dentro prima di giocare questa gara 5? Sicuramente siamo molto stanche perché comunque è stata una serie molto intensa e siamo arrivate a gara 5 e quindi siamo tutte molto cariche, vogliamo comunque vincere lo scudetto come entrambe le squadre e quindi daremo tutto quello che abbiamo. Come si gioca una gara 5? Forse è la prima volta che la giochi. Sì, è la prima volta che gioco gara 5 e sicuramente sappiamo che sarà molto tosta perché comunque andiamo a giocare da loro e anche loro saranno molto cariche, quindi diciamo che adesso si deve dare tutto perché siamo arrivati fino qua, ce lo siamo meritate e quindi... Cosa conterà di più per vincere lo scudetto? Il cuore sicuramente e poi la grinta che si mette in campo, chi avrà più voglia secondo me porterà a casa lo scudetto.